Quando si è nel mercato, no, si lascia libertà di mercato. Io francamente non sono favorevole alla chiusura nei giorni festivi. Si devono mettere d'accordo fra di loro. Il governo non c'entra in queste cose. Invece arriva l'asse governo-regione a favore delle chiusure domenicali. Luigi Di Maio è tornato sulla volontà già espressa di modificare la normativa Monti, che a suo tempo permise agli esercizi commerciali di rimanere aperti sempre senza limite di sorta. Stando a quanto dichiarato dal Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, le cosiddette liberalizzazioni saranno riviste. La Regione del Veneto ha dichiarato che sarà al suo fianco, con l'assessore regionale Roberto Marcato, già accanto al movimento Domeniche No Grazie. Io avevo un negozio. Alle 12 metà del negozio degli operai andavano a mangiare e quando ritornavano l'altra metà andava a mangiare e io stavo aperto dalle 8 alle 5 del pomeriggio. Secondo me è una cosa sbagliata, perché secondo me dovrebbero cambiare la gestione un po' della settimana, per esempio lasciar chiuso dei giorni durante la settimana oppure assumere qualche impiegato in più per dare lavoro e per consentire a chi lavora molte ore settimanali di essere in pausa, di avere una pausa. Egoisticamente parlando mi dispiace perché mi farebbe comodo, ma siccome nella vita bisognerebbe parlare di benessere per tutti, lo trovo giusto. Una persona quando lavora tutti gli altri giorni e rimane con la famiglia, con l'amante, con il fidanzato, ne avrà i diritti, no? La Regione ha dunque chiesto un incontro al Ministro per condividere la battaglia per il ripristino delle chiusure festive e domenicali.